Un pronostico sulla partita della nazionale di domani sera contro la Germania? Allora, 1-0 minimo o 2-1, sempre superiore l'Italia alla Germania, perché sono veramente validi, bravi, bravissimi e non sono nominativi mondiali, però hanno saputo giocare e fare un buon campionato europeo. 2-1 per l'Italia. Ce l'abbiamo fatta con la Spagna, sicuramente ce la faremo anche con la Germania. Sono fiducioso. 2-0 per l'Italia. C'è ottimismo quindi? Sì. 2-0 Pellè. Quest'Italia può arrivare in fondo? Sì, certamente. Magari in finale contro? Portogallo. 4-0 per l'Italia. Quest'Italia può arrivare avanti? Certamente. Il grande Conte è un grande Conte. Prevedo che un 2-0 secco. Per l'Italia? Per l'Italia, logicamente. Quindi c'è ottimismo, insomma? Sì, da parte mia sì, tanta. Ho visto la squadra molto preparata e gioca col cuore, quindi sicuramente vinceremo. Mi auguro che l'Italia vinca, però sarà molto dura. Mi augurerei anche 1-0 dopo i tempi supplementari. Sarà una partita abbastanza complicata, però io sono fiducioso e molto patriottico, per cui secondo me un 1-0 supplementare ce lo portiamo a casa. Ma perché la partita contro la Germania non è mai una sfida comune, una sfida come le altre? Ma non lo so, magari viene fuori qualcosa a livello di cuore all'interno della squadra, magari c'è questa sorta di unità che cresce sempre di più, per cui potrebbe essere questo un fattore che ci aiuta sempre a combattere contro la Germania. Perché c'è un conflitto ormai storico sia nazionale, ma non solo nel calcio, anche poi nell'attività e nella storia questo.